Il Parco Museo Ialari, situato presso Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, si estende su una superficie di 350.000 m² e nasce per volere delle idee della famiglia Pietrini e Giorgianni. Il suo nome Ialari, letteralmente dall'arabo pietra luccicante, prende origine dalla contrada nel quale si trova ubicato. L'armonia della natura si sposa e si intreccia con le costruzioni e le sculture, che creano nell'insieme un delizioso spettacolo negli occhi di chi guarda, così da riscoprire un'energia vitale che fa risvegliare l'equilibrio del bello. Partendo dal viale della confusione e continuando il viaggio all'interno del parco, fino ad arrivare a concludere con il viale della riscoperta dei valori, si passa attraverso un percorso tra le sculture e le architetture che fa vivere un cammino interiore finalizzato alla conoscenza di noi stessi e delle nostre origini. Una delle idee che ha ispirato i creatori del parco è sicuramente quella di preservare nel tempo una memoria dei mestieri, di maestria, di arti e di sapienza, delle tradizioni artigiane della nostra Sicilia, così da non dimenticare le origini per poi ridar vita alla storia di ieri e diventare memoria e speranza di creatività per i giovani di domani. Infatti, con 42 botteghe dislocate nei viali del parco e con più di 15.000 arnesi antichi, troviamo una rappresentazione fedele degli artigiani di un tempo. Sin da subito si denota, anche nei minimi particolari, una cura e un'attenzione ma anche un profondo riguardo per tutto ciò che circonda l'ambiente, rispettando così le origini del sogno delle famiglie Pietrini e Giorgianni, che continua ancora oggi con figli e nipoti, ampliando negli anni il progetto ad eventi come matrimoni. Anche i momenti di festa non mancano qui al parco e come da tradizione i canti e balli accompagnano il raccolto che per l'occasione si trasforma in aggregazione e condivisione. Fatto peggio delle cane, come vane ci abbagnano sopani, peggio dei turchi e dei sarracini. Tutto ciò fa vivere con gioia ai contadini le fatiche di un lavoro impegnato e pesante. Qui al Parco Museo Ialari da molti anni si svolge una manifestazione molto sentita, la Festa della Vendemmia, soprattutto dagli abitanti della località Maloto, che si riuniscono per festeggiare il raccolto e pigiatura dell'uva, che avviene nel vecchio palmento. Inoltre, a partire dagli anni 90 nel parco si effettua un'agricoltura biologica di agrumi e altri frutti che nel rispetto dell'ecosostenibilità produce un raccolto salutare che può essere anche ordinabile sul sito. Salva la pezza, su bene lo portoso, salva la pezza.
Già preparate, stasera c'è una festa, ne siamo a ballare, annanzi a mare. C'è gli amici con le amiche hanno depressa, non li facciamo aspettare, che già uscire. Che sulla litorania c'è già casino, tocca curiamo un prima che non ne imbottigliamo, così che manco un minuto ne riperdiamo. Se buona dai cammina me ne sciaballiamo, e c'è vedo in mena quanta gente, tutti pigliati bene di sto ritmo avvolgente. Senti c'è bello disco che l'usilletta sta a mente, senti c'è bell'Antone che c'è l'aria si sente. E questo è solo l'inizio di sta grande serata, la parte più bella mica ancora arriata. A vedere quando tutti i cantanti si cucchiano e uno dopo l'altro sul microfono canta.